sentire stasera le penso incontestabile, nel senso che non avremo più bisogno stasera di parlare di come va l'economia, perché dopo, a parte quel numero là, vedremo che dopo aumenta ancora di più. Non avremo più bisogno di dire che siamo governati da persone che non saremo neanche chi è, che abbiamo Renzi che va in giro a parlare dell'articolo 18 quando che le fabbriche le gas saranno, non so cosa sarà l'articolo 18 quando le capannoni chiusi. Quindi se mi vanno questi strateghi qua della politica, che gli stessi fiori, perché Renzi dice è nuovo, dico è nuovo, ma da dove viene fuori questo qua? Questo qua è un incrocio, è un ibrido tra la Bindi e Berlinguer, un fiore legittimo della Bindi e Berlinguer, viene fuori una roba del genere. E, cioè, e qui su papà e su mamma viene lì, comunismo, democrazia cristiana, e viene fuori da lì e si propone come il nuovo, come che fosse l'innocente e dice bisogna cambiare le robe. Cambia le robe, come può cambiare il fiore dei due genitori del genere cambiare le robe? Quindi questa è l'ultima carta che sta giocando e ne ha buttato l'osso, come quando devi tiri l'osso al campo, sta buono. Noi altri non potremo più permettersi tempo aspettare ancora questa Italia qua che la serie prenda. Non potremo più perdersi ancora anni di dare la colpa dei nostri mali, perché attenzione che se la situazione è questa in Veneto, ricordiamoci che la colpa è nostra. Non è mia colpa dei calabresi, dei forestali calabresi o siciliani o dei disoccupati napoletani, no, dobbiamo cambiare visuale completamente. Basta scaricare le colpe sugli altri, basta, perché è come dargli la colpa al tuo vicino che ti dice mi cresce l'erba di qua perché lui mi butta l'erba di qua e ti te stai lì a guardarlo finché li butta, non ti dici niente. Quindi siamo noi che abbiamo abituato una certa parte a comportarsi in una maniera perché abbiamo permesso questo. Quindi partiamo dal presupposto che la colpa è nostra e dobbiamo essere noi altri che cambiamo, non gli altri. L'economia deve dare un mezzo dipendente perché gli altri ne permettono, ma sono altri che battiamo i pugni. Però l'errore principale che potessimo fare noi altri, e Luca che spiega bene il percorso perché il fulcro sta proprio lì, che non abbiamo una rappresentanza politica indipendentista dentro. Ma lo sbaglio più grosso che potremmo fare, e non ve lo dico mia perché ho studiato la teoria o ho letto tanti libri, ve lo dico perché lei 20 anni, quando Mirko che a me sostituisce nel da poco, che mi ha dato la patata in mano a lui, anche avremmo subito un par di avvisi di garanzia, se no il presidente dell'IPE senza avvisi di garanzia non vale. Ecco. 20 anni le abbiamo provate tutte. Cioè, adesso parlo per me, le abbiamo provate tutte quante. 20 anni fa dicevo che questa Italia qua non andava avanti con l'IFE, bisogna i 4 matti dell'IFE che ha tempo da perdere. 20 anni fa o 15 anni fa l'economia andava bene. Capannoni sarà qua a Treviso, non era mia, anzi si costruiva a Capannoni. E tutti quanti non avevano tempo di ascoltare perché tanto l'economia andava bene, c'erano soldi per essere infermiero che ti mettevi in spesa cassera, pagavi le tasse di erano da 15 anni fa che era oltre il 50%, non è che io metti adesso con la sinistra, attenzione che le tasse sono sempre state quelle, abbiamo cambiato governo destra e sinistra, ma non è mai diminuire. Quindi non dobbiamo più adesso aspettare, ma vediamo se la cambia, no? Non è che la cambia, la può cambiare solo che in peso. E abbiamo provato tutte quante, che abbiamo provato a qualche memoria, perché colgo l'occasione che da 20 anni siamo sposati da 20 anni ancora. E quello che dice che ne porti mai fuori, la tua porta qua, perché l'ho portata a Verona fin qua, santa questa. E abbiamo provato tutte quante, abbiamo provato
e la sera abbiamo conosciuto quanti anni, quanto capito? Paolo, che aveva pochi mesi forse. La prima che siamo venuti a Scalfaro a tirare i pomodori. Ecco, questa è la nostra prima esperienza di famiglia. E che abbiamo parlato tutte quante, ma la gente che gara da Scalfaro a tirare i pomodori 15 anni fa, 16, 17, e qua dentro ancora. Cioè non stiamo a fare lo sbaglio di pensare, quando andiamo fuori da qua, quanta gente che era piena, e pensare di riportare tutti fuori la pensa come noi altri. Quello è lo sbaglio più grosso che vogliamo fare. Perché siamo convinti, magari stiamo su Facebook, abbiamo tutti amici indipendentisti, abbiamo gli amici che da fuori la bandiera, vediamo 4 adesivi del Leone e pensiamo che tutti la pensa come noi altri. E allora qualcuno che cavalca e dice l'indipendenza basta dichiararla, qualcuno dice no, ma ritorniamo, dichiariamo la Serenissima Repubblica, siamo già indipendenti. Qualcuno fa un plebiscito e dice siamo già indipendenti, sì, beh, anche a me mi sento indipendente, però quando supero i confini, purtroppo, quando tirare fuori, vergognandomi, ancora il passaporto con scritto Repubblica Italiana, anche se che la Repubblica Veneta o Serenissima Repubblica, quando sono molto l'aeroporto, devono stare e mi dice ciao alla macchina e va di volta, anzi mi rimarca loro e mi spedisce di volta. Quindi bisogna fare i passi fattibili, quello che si può fare, e io non sono mia uno, sono sempre stato uno abbastanza caldo, perché le robe le ho fatte, andandomi a ciappare dalle manganellate alle denunce, e con il curriculum, che l'ho il mio curriculum da carregare, avrei un curriculum più da come Brescia, ha visto il terrorismo, magari da Maria Marini, magari se ne sbagliava in me, magari poteva essere un certo fondamento. Ma dico, non è che le ho passate tutte quante, quindi le manifestazioni che abbiamo fatte, la gente, sì, ancora Maria, mi ha detto, parli Maria, parli dal prefetto, perché da questa comunità, quanta gente che era? 2.000? 5.000? 20 persone. 20 persone. Perché? Ma dicono perché se siamo già indipendenti, se già la Serenissima Repubblica dichiarata, se abbiamo le carte di identità venete, che le avevo amico, carte di identità, passaporto, con tutto in Veneto. Tutte belle le iniziative, tutte belle, però se continuiamo su quella strada lì, rischiamo di far diventare tutto un folklore. Con te pazienza, ma il risultato è quello. Rischiamo che tutte le forze che andiamo a buttare gli vanno. Perché dopo noi spegniamo la nostra bella carta di identità veneta, facciamo le nostre belle riunioni, facciamo il capodanno veneto, però in regione che chi altri che comanda e che non viene frega niente. E il PD, una parte perché ha detto che non neanche autonomia mi sembra consentito parlare. Abbiamo votato contro l'autonomia. E la fregatura che potrebbe essere sul referendum, se non è gestito da persone all'interno che ha la fede indipendentista, potrebbe essere che ne fa un bel referendum, diciamo di sexy, dove non ti chiede la mia, come hai fatto in Scozia, poi tu che il Veneto diventi indipendente sì o no. Attenzione, non per fare con gli italiani, gli italioti, perché gli stupidotti, però quando te va a toccare il taccuino diventa tutti Einstein questi qua, i sa come fregare, ti presenta un bel foglio di votazione che sarà 4.000 righe in base all'articolo della Costituzione, successive modifiche che va a votare sì, perché da votare no, sì, prima, dopo che te la consultare perché sarà passibile di interpretazione quel punto lì, nel senso che sarà massa no e sarà un sì, e alla fine te ne darà anche vuoi la regione a statuto speciale o l'indipendenza. Questa sarà la più grossa fregatura che può darne, perché all'incontro che abbiamo fatto era i sardi che mi hanno detto non fatevi fregare con l'autonomia, perché non avevi niente. E l'autonomia o la regione a statuto speciale nostra, perché magari il partito dice ma si dà evidentemente la regione a statuto speciale come il Trentino Alto Adige, perché gli soldi, ma sinceramente se fosse come il Trentino Alto Adige magari
qualche dunque altri che fanno un pensiero e dice, ma insomma, Trentino Alto Adige, calcolando che il Veneto manda 100 a Roma e che ritorna a 20, e Trentino Alto Adige che manda 100 e che ridà di oltre 120, podria castarghe. Ma qualche dubbio altri che allora che passare l'indipendenza vedete che sono una cosa storica, culturale, riservata a pochi. E invece qua parliamo di scherzi. Ma date di oltre i soldi come il Trentino può darvi lì, tanto non è che cambia tanto sul prodotto interno lordo dell'Italia. Ma se il Veneto dovesse farsi dare in via tutti i soldi, l'Italia lo sa fare via, saremo. Allora sarà baracca curatina domattina. E bisognerebbe chiedervi a tutte le regioni d'Italia, a tutti i parlamentari e i senatori, che 2/3 ti dica sì, cosa impossibile. Impossibile perché vorrei dire che se passa quel referendum consultivo per l'autonomia, se ne parla dopo, fatto voi per fare la modifica della Costituzione, qualche anno che prepara tutto, quindi resteremo lì ancora nel limbo, ancora bastonè, e che abbiamo bisogno invece di un qualcosa di rapido che ne tira fuori da questa cosa qua. Però per far questo non dobbiamo più sbagliare, perché se sbagliamo un passo, come ha fatto in Scozia, non ve ne parliamo più dopo dell'indipendenza. Quindi chi sta accelerando e buttando tutto quanto, e ve ne dice uno che se viene a votare domattina, non è che le dicono voglia votare, può votare sì, indipendenza e poi le barricate in strada, però dobbiamo essere sicuri che non altri qua dentro, perché se abbiamo un referendum qua dentro che inizia il 110%, dobbiamo essere sicuri di qui che va al centro commerciale al sabato, entra a portare il voto e gira tutto il giorno a portare il voto. E abbiamo visti quelli che girano quelle facce da spiritiche e che da parlare quindi indipendenza di cosa detto, non stiamo a convincersi noi, non stiamo a fare come fa tanti la campagna acquisti, aspetta che freghiamo qualche dunque noi in Veneto che se lo portiamo dentro in un altro X BIP, dico BIP, così mi censuro, oppure aspetta che portiamo via da BIP che lo portiamo a PAP, perché siamo sempre qui. Se siamo 1000, a me ne sarà 300 di qua, 200 di là, 400 di là, è inutile che andiamo su Facebook e dire altri saremo in 400 e gli altri saranno 300 e allora siamo più forti. Che 5 milioni di veneti da convincere, no 300. Chiaro? E far convincere di 5 milioni di persone, non basta neanche uno, e non bastiamo neanche a noi altri qua. Bisogna che tutti qui qua dentro diventano portatori del messaggio del referendum, spiegare, informare, che vuol tempo, soldi, risorse e che mettiamo bene. Però non possiamo mica farsi scappare questa cosa qua elettorale del prossimo marzo o aprile che sarà. Deve essere dentro la regione a rappresentare il popolo veneto con un movimento indipendentista. Chi dice il contrario, a parte che da qua a marzo voi vedete qui chi è fuori, mi sembra che sia già dei movimenti, ma vabbè, state un dito aperto a tutti, però qualche uno dito non interessa, vabbè, vedremo tempo, di solito il lavoro è galenesco, la Verona, e la paglia, però come metteria una palla del paglia insieme a qualche uno, no, se paglia una palla, perché stiamo qua a farsi le battaglie tra tribù, perché la tribù del BIP contro questa, contro l'altra, non è una battaglia di tribù, questa qua è una battaglia del popolo veneto, che deve essere rappresentata dalle varie tribù. Bene, dividiamoci in tribù, ma quando è ora di lottare, siamo buoni di mettersi uniti? No, perché qualcuno che ha ancora da fare l'altezzoso, perché io non voglio nessuno dietro di me, oppure qualche uno mi sono inventato prima di me. No, se stasera siamo qua, le grazie a tutti quelli che da anni si è battuto, ho sempre detto me. Le grazie anche a quelli che hanno tenuto accesa la fiammella della rivolta, perché qua stiamo parlando di una rivolta pacifica, democratica, sempre. Ma la abbiamo tenuta accesa per anni, anche a noi altri che magari siamo
16 anni fa tirare i pomodori a Scalfaro è stato un segno di protesta contro l'invasore. Piccolo, ma lo abbiamo fatto. E se resta aperta quella finestra lì, è perché tante persone Lega ha collaborato, Lega ha fatto questo. E quindi l'unione è auspicabile e doverosa. Dobbiamo arrivarvi perché solo per i soldi, solo per l'economia, dobbiamo arrivarvi per le generazioni future e per i nostri figli. È chiaro che non sarà mia, il problema non sarà mia adesso di discutere, ma dopo cosa succederà? Mi dico sempre, e non ho fatto questo esempio ancora anche a Luca, adesso mi sento come. Mi viene in mente che le giornate di nebbia, che la nebbia che non si vede niente, sei sull'autostrada, ti salta una macchina, non ti viene la corsia d'emergenza e cosa fai? Dico, ti smonti dalla macchina e ti vedi, ti tocchi, perché non ti vedi niente, ti vedi il guard rider qua, e ti vedi a un certo punto lì un tir che sta arrivando, spara e non ti vede niente perché il tempo che va a 10 metri per vedere, ma tu te lo vedi e ti sta piombando addosso. E sai che l'unica tua possibilità è saltare dal guardrail. Domanda, e se il guardrail è su un viadotto? S'ha fatto? Avevo il tempo di pensare se siamo sul viadotto o se siamo a terra? No. Adesso abbiamo solo il tempo di saltare. E dobbiamo saltare. Quindi saltiamo facendo che abbiamo quello spazio lì nostro, quei 3 secondi che abbiamo lì a disposizione, li allarghiamo alla forbice dei 6 mesi di quei tempi nostri. Perché non cambia niente? Perché non è che domattina mi dico, i sondaggi mi dicono che lei è favorevole all'indipendenza del Veneto, ma sinceramente dico, e che dice uno che dice sì a tutto quanto, sinceramente quanti che mette la mano sul fuoco che se andiamo a votare domattina e l'80% dei veneti vota sì? No, vota sì, ma il problema è che si fa là. È chiaro? Quindi potrebbe essere quello, però potrebbe essere che se abbiamo ceduto l'autonomia, allora abbiamo da lavorare 6 mesi compatti tutti quanti per far questo, per farlo, anche perché sta votazione qua che non avevo mai detto, sto referendum è consultivo, attenzione. Non è che diventiamo indipendenti se l'80% dei veneti vota sì, perché è consultivo, sempre che la Corte Costituzionale non lo blocca tutto quanto. Quindi vuol dire che devi da farne un altro dopo. Dichiariamo l'indipendenza, certo, il gioco è quello. Se noi il Veneto indipendente fosse il primo partito del Veneto, non serve niente per un referendum, perché nel nostro programma è già scritto dichiarazione unilaterale di indipendenza, perché gli elettori mi hanno detto di fare questo. Dopo Stati si arrabbierà, vabbè, insomma, si arrabbierà una fiamma, che sarà un po' dei momenti di discussione fraterna con gli italiani. Però la forza nostra sarà nell'essere rappresentanza di queste istanze di libertà e di indipendenza. Questo dobbiamo fare. Come si comporteremo dopo, cosa farà? Bene, un Veneto indipendente lo faremo, lo scriveremo insieme, non sarà mia chi viene eletto a fare le leggi, dovrà essere il popolo che viene chiamato a parlare di euro, no euro, Europa, no Europa, NATO, no NATO. Quindi non questi i nostri problemi adesso. I nostri problemi è saltare il guardrail. Non sapere, ma aspetta che guardo, che consulto Google Map a vedere dove sono, che la mia tempo di fare questo, dobbiamo farlo. E noi altri vogliamo farlo. Siamo diversi, magari, perché Luca lei è un avvocato, mi sono artigiano, la Maria Marini la fa sul lavoro, sono un imprenditore, bene, ma dobbiamo metterli tutti, destra e sinistra. A Padova vengono anche dei ragazzi che è di sinistra, forse anche comunisti, però gli indipendentisti a me non me ne frega niente. Non me ne frega niente, perché i corni si battevano dopo quando siamo diventati indipendenti. Dopo decideremo se sarà la destra o la sinistra a comandare il Veneto. Dopo,
Ma lì sinceramente se diventiamo indipendenti domani vi lascio comandare a casa, vendola no. Cioè sinceramente l'importante è che si sa capendo perché non potevo mica andare avanti in questa situazione qua. Questa è il disastro totale da Schettino a ieri chi ha fatto un'interrogazione parlamentare per l'arbitro di Roma Juve, cioè siamo in mano a questi, se fosse dei delinquenti sarebbe meglio, perché il delinquente riesce a gestire la società, vi dice Mania, ha detto giustamente il governo è meglio questi qua, ma sti qua siamo in mano a dei dementi, gente che si perde, io adesso i gai matrimoni, gay da tirare via, cioè queste grandi lotte, non è giusto. Che è la gente che muore di fame per strada, che è la gente che non arriva a fine mese. Questi sono i miei problemi di questi politici qua. Quindi il Veneto indipendente è una necessità obbligata nostra da arrivare. Dobbiamo fare però il passaggio fondamentale della rappresentatività. Se non abbiamo quella, se non ne abbiamo, non vi sarà nessuno che ti dice che ti riconosce, anche perché dopo potremmo andare a dire che ma noi rappresentiamo il popolo veneto. Sì, scusa, chi siete voi ti dice? Perché dovremmo andare a chiedere di essere riconosciuti dagli stati esteri. E scusami, ti dice, tu chi sei? Ma io tu sono chi ha legato, te la riffe, ho ciappate in ince, ma mi sono dato, lei, ma tu sono avvocato, te lo dico, vabbè. Ma scusa, ma voi rappresentate il popolo? Sì, vi ha eletto il popolo? No. Abbiamo eletto noi altri, così come ho fatto le votazioni online e siamo stati eletti. E te dice all'estero dopo, ma se sì così tutti quanti che vogliono l'indipendenza, perché non venga mai eletto il popolo? Ma perché noi siamo contrari alle elezioni italiane, altra cosa. Ma questi tutti gli appunti che mi fa, questi serenissimi, gli diventati tutti serenissimi, tutti patrioti, tutti, cioè veramente tutti bragadini in giro. Sì, dopo vabbè, su Facebook gli fa delle battaglie che gli fa una lei l'altro giorno su Facebook, e morti e stragi tutto il giorno. Dopo quando ti chiami vieni in prefettura però questo tedesco, la nonna sopra, la moglie che va le sue robe, cioè sappiamo come è. Se non devo dentro là e se devo rappresentare, rappresentiamo il Veneto e quando facciamo una conferenza stampa non la facciamo via al bar, la facciamo in Regione Veneto, abbiamo i giornalisti che gli sono lì e diciamo verso il microfono, che devo parlare che sono un consigliere regionale. E vuoi dire la mia perché si può dire la mia perché sono stato votato dal popolo e ti ascolti perché voglio dire, te la mando in radio, in televisione, sul giornale, scrivi. Io obblighi a farlo. Ma se ci abbiamo noi che non siamo rappresentanti, non sarà mia così. Quindi quali tempi? Quali saranno i tempi? Anni ancora no, le qua imminenti le votazioni. E con le votazioni imminenti saremo dentro a rappresentare il popolo. Chiudo. Scanso dei equivoci, se il popolo non vuole vota mia, non è che qua abbiamo un suicidio di massa come nel Texas, allora non è che siamo qua tutti quanti che se copriamo, mi lo solito a Cantaluti che vado nel delta del Po a pescare, al Cirmo non so, la Macaluna parla verso il mare, la Maria Marini e Franco mi ha portato al confine altra volta, quindi mi spiegate che la devi comprare. Ho trovato Luca che fa il suo lavoro, lui continua a fare il suo lavoro, ma non è che sarà a fabbrica se fosse adesso per legare un po' rotto le balotte, questa cosa qua. Cioè attenzione che non è che dopo che sia da ridere, ricontinuiamo a fare la nostra vita. Anzi, forse dopo 20 anni mi dedico a questa donna e quando facciamo l'anniversario del matrimonio mi sarei a fare questo bel posto qua, per carità vero, magari lo fa in famiglia, anche a me, sono quanto stufare, di continuare a dare e dopo pensare parole da Dio. Passeremo in mano ai nuovi condottieri autonominati che dicono che siamo già indipendenti e siamo avanti su Facebook con l'indipendenza del Veneto. Mi ritorno a fare la mia vita. Evidentemente il popolo deciderà, è sovrano, se il popolo vuole votare ancora un nuovo centrodestra col simbolo del leone con libero, va bene, assolutamente.
libertà massima, quindi noi faremo questo. E il nostro percorso è questo e lo faremo fino in fondo. Da qua a marzo noi parleremo di referendum e di votazioni regionali. Non è che siamo mica tanto convinti, no, siamo proprio convinti di fare le elezioni regionali, le votazioni regionali, di andare lì e di portare i nostri rappresentanti dentro in regione, portarli il più possibile uniti fino alla meta. Grazie. No, non fai una domanda, adesso è proprietario qua, ma segue io ho fatto, sono uno iscritto alla Lega dalla vita, da 100 anni, ormai no, da sempre perché non lo so. Ma però dici solo che una roba, sono concorde al 100% con quello che dici, ma mi qua, ho fatto riunione delle comizie verdi, con Fabio Padovani, che è stato quello che ha fatto le prime battaglie per il domicilio coato, e non stiamo qua a fare questo, ma una volta non mi ricordo che ha fatto riunione della Lite, e il dottor Fabio Padovani si è messo per correre per la presenza della Regione Veneto, che era Galan, Marco Polo, esatto, come Marco Polo, ha preso il 0,6%. Non dobbiamo fare questo, perché ci facciamo dividere dietro. Bisogna assolutamente che non succeda questo, perché sono tutti bei sogni e tutta questa gente qua. Mino dice, perché mi sono uno di quelli, ho sempre per stare in locale, fa tutto questo, quando io ho fatto, io non li composto.